Quarta giornata del girone di ritorno. Ad affrontarsi a San Carlo di Voltri la Voltrese in maglia gialla e la Sestrese in maglia verde. I padroni di casa hanno 2 punti in più e vogliono allungare, mentre la Sestrese cerca il sorpasso. Dopo 8 minuti di equilibrio c'è la Voltrese in avanti. Aloisio ha la giocata giusta e va a servire Ferrari, che con una parabola perfetta mette a segno uno splendido gol. Tarda solo 2 minuti la risposta della Sestrese. Sulla destra c'è Battaglia a cercare Minardi in area, deviazione in angolo della difesa giallo-blu. 27° minuto, la Sestrese rimane in 10 uomini. L'arbitro, Collina d'Imperia, manda negli spogliatoi Minardi. Alla mezz'ora, nonostante l'inferiorità numerica, la Sestrese riesce a pareggiare i conti. Si fa sorprendere la retroguardia della Voltrese. Battaglia supera Branda e mette in rete l'1-1. 5 minuti dopo sono ancora i verde stellati a essere pericolosi. Ancora Battaglia a concludere, ma questa volta non va. Con una rete a testa si passa al secondo tempo, con le immagini e il montaggio di Luigi Pittatore. E dopo appena 6 minuti c'è la rimonta della Sestrese che, complice nuovamente una disattenzione difensiva della Voltrese, raddoppia con Battaglia. Passano 9 minuti e la Voltrese rialza la testa e si mostra in avanti. Azione corale dei gialloblu con la conclusione di Boggiano, che riporta il risultato in pareggio. 4 minuti dopo è inarrestabile Boggiano, che spinge in avanti i suoi e poi serve Calautti, che però mira decisamente troppo in alto. Si è risvegliata la formazione di casa, che al 22° ha di nuovo un'ottima occasione. Questa volta è Bomber Cardillo a puntare alla porta, super parata di Rovetta che dice no. A 2 minuti dal termine colpo di scena, con l'arbitro che concede un calcio di rigore a favore della Voltrese. Il replay a cura di Luigi Pittatore. Cardillo sul dischetto segna il terzo gol della Voltrese e il 17° in campionato. In pieno recupero il secondo colpo di scena. I verde stellati spingono in avanti e vanno a segno con Tancredi, che chiude i giochi sul 3-3. Protestano i padroni di casa per un fallo in area, chiariremo grazie alle nostre immagini. Un pareggio che tutto sommato ci può stare, con una Sestrese che nonostante l'inferiorità numerica per più di un tempo continua a provarci, complice però qualche distrazione difensiva della Voltrese.